Impronte di scarpe infangate sul muro di questa villetta di un quartiere a ridosso del centro di Cassola è il segno del passaggio di un ladro acrobata che 2 sere fa, dopo essere arrivato dal campo nel retro della casa, si è arrampicato salendo lungo la grondaia sino al primo piano dell'abitazione per poi entrare mettendo tutto a soqquadro mentre al piano terra il padrone di casa stava guardando una serie TV. Il furto è andato a segno, ma la sua immagine è stata immortalata alle 21:18 dalla telecamera di videosorveglianza che ha fatto scattare l'alert sul cellulare di un familiare rientrato con il cuore in gola. Se il padrone di casa non si è accorto di nulla e sta bene, resta l'amarezza per il furto subito, non l'unico colpo messo a segno in quelle ore. A poche centinaia di metri da via Alessi, alcuni malviventi sono entrati anche in una casa di via Paolo VI. All'interno 2 anziani che si sono accorti della presenza dei banditi solo dopo l'arrivo di un parente che li ha fatti fuggire. 2 furti e alcuni tentati furti, dopo un periodo di relativa tranquillità per questo comune della Pedemontana, dove il sindaco Gianantonio Stangherlin pensa di attivare il controllo di vicinato. Faremo un'assemblea generale con tutti i quartieri per capire chi dà disponibilità per attivare questo servizio sul territorio, che è un servizio che non sarà ovviamente fine a se stesso, ma sarà coordinato con tutto quello che già si sta facendo con la polizia locale, ma anche di coordinamento con le altre forze dell'ordine. Amministrazione al lavoro anche per il potenziamento dell'impianto di telecamere e varchi che già controllano il territorio comunale.